ringrazio davvero tutti i presenti, numerosi fino alla fine, perché abbiamo avuto una media di 170-180 partecipazioni, fino alla fine 140, quindi davvero molte, a riprova del fatto che abbiamo intercettato un'esigenza sentita. Ecco, di questo ci fa piacere, confermata anche dal fatto che questi primi 2 webinar hanno raccolto interesse ben oltre i confini della nostra regione. Tanto è vero che stiamo valutando col forum nazionale, con l'ANCI nazionale, come estendere questa iniziativa, con tutta la difficoltà data dal fatto che la prosecuzione che abbiamo in mente, come è già stato accennato, vorrebbe essere tale da consentire anche un confronto diciamo di merito su buone pratiche, quindi si è detto la forma laboratoriale. È chiaro che dobbiamo capire rispetto un po' alla situazione attuale, all'uso delle tecnologie, come tenere insieme queste esigenze. Ecco, voglio appunto sottolineare però, anche per rispondere ad alcune domande che sono state postate in chat, che questa iniziativa è proprio copromossa dal Forum del Terzo Settore e dall'ANCI Veneto in questo caso. Infatti nello scorso webinar l'introduzione speculare a questa mia chiusura è stata fatta proprio dalla sindaca e consigliera regionale Venturini per l'ANCI, appunto. Lo dico perché qualche domanda fa riferimento al fatto che si sente la necessità appunto di dare spazio anche alle amministrazioni. Penso che abbiamo provato a farlo e probabilmente con la conduzione oggi più in chiave Forum Terzo Settore che non ANCI, come invece la volta scorsa abbiamo appunto iniziato proprio con l'intervento della sindaca Venturini, possa avere in qualche modo così indotto in errore chi ha partecipato solo a questo webinar e non all'altro. Ecco, no, invece abbiamo proprio inteso organizzare e mettere a disposizione di tutti un luogo di confronto permanente, che vorremmo fosse il più possibile in forma laboratoriale, che tenga insieme prima di tutto la voglia di mettersi in gioco su questa sfida importante, che mi pare ben testimoniata dalla partecipazione a questi 2 seminari, e che ci aiuti a costruire un lessico e degli strumenti condivisi proprio tra operatori del privato sociale e pubbliche amministrazioni per dare concretezza alle opportunità che la legislazione oggi ci mette a disposizione, in un frangente, in un contesto che sappiamo tutti essere estremamente critico già oggi e probabilmente sarà ancora più critico dal punto di vista occupazionale e sociale molto a breve. Quindi c'è bisogno, come dire, di rinforzare le alleanze nella consapevolezza che i ruoli sono distinti, ma che gli obiettivi sono comuni. E certo, poi, come diceva bene Marta Nalin, l'assessora di Padova, il tema è anche la cultura organizzativa, non solo nella pubblica amministrazione, ma anche nel nostro terzo settore, nel volontariato. Lo stesso Nicolò Gennaro faceva riferimento ai limiti ancora che ci sono, no? Alla difficoltà di mettere insieme piuttosto che, come dire, valorizzare le specificità di ciascuno. Allora sarebbe bello che questo spazio diventasse un vero ecosistema di elaborazione di percorsi sempre più concreti, a beneficio non solo delle amministrazioni locali capoluogo, che oggi sono ben rappresentate e hanno dato prova e testimonianza che in buona parte sono già attrezzate, ma anche a favore dei piccoli comuni che sappiamo vivere in una maggiore carenza di risorse e competenze. Perciò il nostro è un grazie e un arrivederci a prestissimo. Mi fa piacere, siamo rimasti nei tempi, anche se con qualche forzatura di qualche relazione, ma siccome appunto questo vuole essere l'inizio di un percorso, contiamo di poter riprendere e valorizzare ancora meglio i contributi che oggi sono stati un po' compressi. Quindi grazie davvero e un arrivederci, a presto.